Con il progetto NetPass, finanziato dal Fondo Europeo Erasmus+, l'Unione Europea ha approvato un'azione utile alla messa in rete dei servizi per l'impiego pubblici in alcune tra le regioni più competitive a livello europeo. The objective of NetPass project is to increase the attractivity, the reputation, the innovation of PES services, but also of the local stakeholders in the local ecosystem. Il nostro progetto consiste nella presa in carico delle situazioni di crisi aziendali, territoriali e settoriali. Di fatto prendiamo in carico le crisi facendone un'analisi tecnica, confrontandoci con tutte le parti in gioco in un sistema complesso come quello di una crisi aziendale o ancora più complesso che quello di una crisi territoriale e settoriale. Andiamo a presentare anche un'altra best practice che è quella connessa ai percorsi di ricollocazione collettiva. In riferimento a questi, noi abbiamo già implementato una serie di progetti per oltre 430 lavoratori e siamo la prima regione in Italia ad aver implementato questo tipo di percorso del programma GOVER. Siamo le persone che sono in diretto contatto con le aziende e quindi li seguiamo in tutte quelle che sono le offerte di lavoro e nel reclutamento di persone, nella preselezione di candidature che possono essere utili alle aziende. Ovviamente poi seguiamo anche le aziende nell'ambito del collocamento mirato. Abbiamo deciso di presentare appunto l'osservatorio come promotore e generatore di conoscenza sulle dinamiche e sulla struttura del mercato del lavoro regionale. Abbiamo scelto come esemplificative due esperienze di ricerca. La prima è un approfondimento sulla disoccupazione e sui disoccupati registrati nei centri per l'impiego. La seconda buona pratica riguarda invece l'approccio con cui l'osservatorio conduce le sue ricerche sul tema specifico del mismatch domanda-offerta di lavoro. Noi come animazione territoriale nell'analisi del bisogno abbiamo innanzitutto formato i capicentro, gli operatori e tutti gli stakeholder, prima di tutto quelli pubblici, ma per poi integrare un'azione nel senso della cooperazione e del raccordo costante con gli enti privati che poi andranno a erogare questa formazione per capire quali professionalità servono al territorio, quali poi profili sono di maggiore disponibilità e accesso per i nostri disoccupati, per poi andare, una volta che vengono erogati i corsi, costantemente, ogni mese, a fare un monitoraggio sia empirico che statistico di come stanno andando le cose. In parte erano già in atto alcune modifiche strutturali al mercato del lavoro che rendono davvero una necessità e non solo un'occasione il confronto tra paesi europei che si trovano nello stesso tempo ad affrontare tematiche comuni. È sempre più importante fare rete anche nel territorio proprio per arrivare il più vicino possibile ai vari utenti. Tanto stiamo puntando sul creare reti, perché è proprio vero che siamo convinti che non ci si salva da soli, ma appunto nel collaborare assieme, nel costruire progetti che sappiano anche tener conto delle persone più deboli, più fragili, si possa appunto trovare una soluzione a tante problematiche. L'integrazione tra servizi, tra enti pubblici è fondamentale per permettere effettivamente un cambiamento delle società e promuovere quindi la rimozione di ostacoli che impediscono alle persone la piena partecipazione sociale. Da sempre collaboriamo come mondo della cooperazione sociale con gli enti pubblici, penso a Veneto Lavoro, penso ai comuni, ma anche alle ULSS e insieme si sviluppano progetti per appunto l'inserimento lavorativo di persone fragili e svantaggiate con disabilità. L'importanza della rete è fondamentale, quindi una rete che sia pubblica e privata, quindi collaborazione con altri enti di formazione
agenzie per il lavoro, ma anche ovviamente con il pubblico, quindi servizi, in primis appunto i centri per l'impiego, Veneto Lavoro, ma anche i servizi sociosanitari. Un focus importante è stato dedicato anche alle strategie di comunicazione e di brand reputation di Veneto Lavoro. Abbiamo portato la nostra esperienza rispetto alle strategie che mettiamo a punto, alle campagne che abbiamo sviluppato, le campagne in particolare dedicate ai target più fragili come abili al lavoro oppure alla parità di genere come equamente al lavoro. Una campagna rispetto ai principi di questa legge, quindi la parità retributiva e la valorizzazione dell'occupazione femminile, oltre alla istituzione e gestione del registro imprese virtuose. Quindi sono state coinvolte tutte le consigliere di parità delle varie province, è stato coinvolto l'Ispettorato del Lavoro, è stata coinvolta l'INPS e le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali. Accanto a questo è stato fatto un lavoro all'interno delle scuole del Veneto. Veneto Lavoro promuove anche un approccio innovativo alla comunicazione nei confronti delle imprese con servizi digitali targetizzati e iniziative di recruiting dedicate. Questo per rendere i servizi per il lavoro pubblici attrattivi anche per le imprese del territorio. So I can say that it was a very intense study visit. All partners have learned a lot of things that we can share with other partners in our PES offices. Noi siamo interessati proprio a semplificare i servizi, a identificare sempre meglio i bisogni e a favorire la rete territoriale tra operatori.